io credo che questo, lasciatemi uno spazio anche se molto breve un attimo anche alla demagogia politica da parte mia, io credo che questo governo, al di là di tutto, delle cose importanti le abbia fatte o le sta cercando di fare. Siamo partiti un anno e mezzo fa, un anno e 7-8 mesi fa, con grande carica emotiva che tutti quanti gli elettori, i cittadini ci avevano dato, perché bisognava assolutamente cercare di risolvere l'annoso problema della sicurezza. L'abbiamo fatto, ne siamo usciti anche elegantemente. Io credo che tutto si può dire di questo governo, però si è partiti proprio da questo territorio, con il fenomeno delle ronde, con anche un po' sulle ali dell'entusiasmo e della necessità di risolvere il problema della sicurezza, e l'abbiamo fatto. Tanti altri governi in 2 anni hanno solo chiacchierato, si sono scannati, mi si conceda questo termine, tra di loro, e non sono riusciti a fare niente. Noi il problema della sicurezza l'abbiamo affrontato. Dal punto di vista della crisi economica, credo che forse qualcuno dice non abbiamo fatto molto, però abbiamo ereditato una pressione fiscale e un debito pubblico che non era molto distante da quello dell'Argentina. Abbiamo comunque cercato di dare una mano alle imprese. Per quanto riguarda la cassa integrazione, comunque mi sembra che non ci siano casi dove questo governo non è intervenuto. Si è cercato di intervenire come sempre e dappertutto per affrontare la crisi economica, però tantissima gente spara contro il ministro Tremonti, però alla fine abbiamo visto che la Spagna è crollata, la Spagna sta crollando, quella Spagna che tanti decantavano come un esempio da ammirare, abbiamo visto che invece forse il pragmatismo del nostro governo, il pragmatismo della Lega Nord, che comunque tiene controllato il nostro caro amico Tremonti, qualcuno dice che è anche leghista, secondo me è a metà strada tra la Lega Nord e Forza Italia. Tantissime sono le cose che mi piacerebbe affrontare. Io, oltre alla Commissione Agricoltura, faccio parte anche della commissione antimafia, faccio parte dell'ufficio di presidenza. Pochissime parole, perché il tempo credo a disposizione non sia moltissimo. Commissione antimafia è una commissione bicamerale, fanno parte di questa commissione antimafia 25 senatori e 25 onorevoli. I temi sono caldi, qualcuno dice la mafia esiste, qualcuno dice la mafia non esiste. La mafia esiste purtroppo, e al nord sta avanzando alla grande. Non è la solita mafia, quella che conoscete tutti quanti voi, del signore con la coppola, magari con la lupara sotto il grembiule, che viene a casa tua, bussa sulla porta, o alla tua attività commerciale e ti dice dammi il pizzino. Siamo la terza generazione della mafia, quindi oggi dobbiamo affrontare i figli dei figli dei figli, gente laureata e dei grandi imprenditori economici. Questo per dirvi che la mafia al nord è una mafia di investimento, la mafia al nord è una mafia bancaria, la mafia al nord è direttamente collegata a quelli che purtroppo in questo momento stanno facendo fortuna, perché è la mafia di chi vi presta i soldi. Se voi vedete anche per telegiornale, se voi vedete nei giornali locali, nelle televisioni locali, avrete visto in questi ultimi 2-3 anni una grande proliferazione di chi presta soldi, di chi vi dà i 30, chi vi dà i 40, chi vi dà i 60.000 euro, vi dice non ci sono problemi, portatemi la busta paga e noi vi diamo i soldi. La mafia al nord sta investendo moltissimo, la mafia al nord sta prestando denaro, la mafia al nord sta rigenerando i soldi sporchi che si procura il soldo. Questo è il grande pericolo che noi dobbiamo affrontare. Chiaro, non sarà una mafia che viene a casa vostra, come dicevo prima, batte alla porta ed entra, ma è una mafia molto, molto più intelligente. Ma io credo che il ministro Maroni, assieme a noi che chiaramente stiamo facendo quanto possiamo per dargli una mano, di risultati enormi ne stanno arrivando, e questi risultati io credo si leggono tutti quanti i giorni o per il telegiornale o nei giornali, e credo che stanno portando dei grandi successi, perché li stiamo
attaccando non solo con il 416 bis con il carcere duro, ma li stiamo attaccando con i sequestri, li stiamo attaccando con il requisire tutti quelli che sono i loro beni, quindi li stiamo attaccando dalle fondamenta, ma soprattutto i soldi che vengono requisiti. Oggi con la nuova normativa che era all'interno del pacchetto sicurezza di cui vi abbiamo parlato all'inizio sia io sia l'amico Fropoli, questi soldi possono essere subito confiscati, possono essere subito requisiti e vengono subito dirottati e reinvestiti alle forze dell'ordine, che chiaramente ottengono l'effetto doppio, perché oltre a requisirli li diamo subito sia alle forze dell'ordine sia al Ministero della Giustizia per chiaramente finanziare anche il Ministero della Giustizia, dove con il processo breve e anche con un maggior numero di magistrati sicuramente c'è stato lavoro da fare, ma questo è sicuramente un altro argomento. Ecco, sicuramente di lavoro al Senato come alla Camera da fare ce n'è moltissimo. Io credo che forse le cose stanno cambiando perché ci stiamo accorgendo che soprattutto in questo ultimo governo, non perché ci siamo noi, perché la forza popolare ci dà molto più entusiasmo, si sta concretizzando quello che volevano i cittadini. Però moltissimo lavoro ancora c'è da fare, qualcosa è stato fatto, ma credo che la vera svolta si avverrà con la riforma con il codice delle autonomie, quando il potere da Roma, perché questa è una delle tante critiche che ci fanno, siete in troppi, io ne sono convinto, sono in troppi gli onorevoli che sono 600, siamo in troppi noi che siamo 300, io credo che un grosso sfoltimento deve assolutamente essere fatto. Non credo che i bravi onorevoli o i bravi senatori se ne andranno a casa, ma moltissima gente che è là, io parlo perché li vedo, probabilmente gli altri vedono me, ma io tanti li vedo, non è che facciano moltissimo, anche perché sinceramente al Senato l'età media è di 65 anni, quindi c'è moltissima gente, senza nulla togliere a quei senatori che hanno 85, 90, ne abbiamo anche di 100 anni, non è che assolutamente possono avere un rendimento come lo può avere magari uno di 45, 50 anni, ma questo è fisiologico, è nella realtà delle cose, questo significa essere pragmatici. Sicuramente hanno tanta esperienza, ma riescono a mettere in pratica una o due volte all'anno, non di più. Però al di là di questa, che comunque vuole essere una battuta con un grosso fondamento di realtà, io credo che il codice delle autonomie che si sta discutendo, ma anche questo purtroppo è rimandato a dopo le elezioni regionali, sposterà sicuramente il centro del potere dal territorio romano alle singole regioni. Avere finalmente un Senato federale dove chi decide magari lo si riesce a toccare con mano, magari anche più da vicino. Io parlo sicuramente dei senatori della Lega, vedete che siamo tranquillamente qua, mi trovate in comune o da qualsiasi altra parte, la stessa cosa di Froculin, credo di tutti i relatori qui quest'oggi si possa dire la stessa cosa, ma fino a poco tempo fa non era assolutamente così. Una volta, fino a 5-6 anni fa, per poter toccare un senatore era quasi come farsi il segno della croce, no? Prima si toccava il senatore e poi non si faceva il segno della croce. Ecco, questo sta finendo e si porterà a compimento con quel passaggio federale che prima era nella mente di Umberto Bossi e dei nostri ministri, oggi ha preso forma e credo sicuramente dopo la campagna delle regionali inizierà a essere dibattuto sicuramente nelle Camere del Senato, nelle aule parlamentari di